doveva essere un giro gravel, non un giro anfibio. Proviamo. Ovviamente non ho messo il paraspruzzi, anche conosciuto come ass saver, salva sedere, dietro, quindi vado piano senza impantanarmi, però per non alzarmi l'acqua. Però mi sono bagnato i piedi, mi sembra un ottimo inizio. Oggi gravellata easy, ma non solo. Ho scelto la Turbo Creo perché voglio capire, oltre a come va una bici elettrica gravel appunto sul suo terreno, sul terreno per cui è stata pensata, a parte la salita che nel percorso che faccio oggi non c'è, voglio vedere nel 50% di percorso su strada che farò come si riesce a pedalare questa bici, come scorre, perché ovviamente tutto quello che succede dopo i 25 km/h è tutta roba tua. La bici ti aiuta solo dai 25 km/h in giù, quindi tendenzialmente in salita. Quindi mi godo questa gravellata autunnale, però voglio anche togliermi questa curiosità. Si può pedalare con la Turbo Creo anche su strada? Proviamo. Comunque sono in una delle sezioni della ciclovia Alpe Adria, qua diciamo in pianura, che mi piace di più. Da Staranzano verso Grado, passato il ponte sull'Isonzo, questo pezzo qua secondo me è stupendo, tanta roba, veramente bello. Un'occa, figo. Questo è il primo test di drittone pianeggiante anche controvento. Diciamo che qua già sono un po' sorpreso, perché con uno sforzo tutto sommato relativo, perché sono a 150 battiti con una cadenza bassa, non ho il valore qui ma sarò sulle 80-85 pedalate al minuto, vado via comunque a 27-28 km/h. La bici sì, è pesante più di una bici in carbonio senza batteria, perché appunto ce l'ha, questo non si può dire il contrario, diciamo, però un po' le ruote aerodinamiche Roval C38 e un po' lo pneumatico Pathfinder con un bel canale duro e liscio al centro, veramente tanta roba. Oggi ho gonfiato a poco meno di 4 l'anteriore e un po' più di 4 il posteriore per avere un po' più di sostegno, e veramente scorre che è un piacere. Vado via 28,5 adesso.
mi sono staccato un attimo dal percorso della ciclovia Alpe Adria, perché se non avessi girato qui a destra direzione Fossalon, dall'altra parte avrei avuto un pezzo di strada completamente nei campi, e considerato quanta acqua c'è nei canali di scolo, sicuramente me la sarei dovuta fare guadandola, quindi non mi pareva il caso. Qua torniamo sulla ciclovia e questo è il sito natura della foce dell'Isonzo. Questo è un posto bellissimo perché nella stagione giusta, che non so qual è, si possono venire a vedere i fenicotteri. Veramente è un bellissimo spettacolo. Farò in modo di passarci una volta quando ci sono. No. Qua in fondo sapevo che mi sarebbe potuto aspettare il disastro, ma non pensavo così, quindi sarò pavido. Prendetemi pure in giro, ma mi giro e faccio il pezzo di strada, perché qua mi lavo. Effettivamente non sarebbe giusto, però non ho incrociato praticamente nessuno da quando sono partito, quindi prendo la ciclabile e vediamo se riesco a tenere la stessa velocità, 30-31, anche qua in ciclabile. In teoria non dovrei dare fastidio a nessuno. Later. Sono arrivato a Grado. Di qua. Ed eccoci sul lungomare. Qua me la godo un po' col motore in turbo e poi mi fermo per una pausetta. A few moments later. Altro guado. Buongiorno. Un po' di triathlon, dai. Sì, oggi sì. Ho fatto più guado che triathlon. Buongiorno. Questo non era previsto. Buongiorno. Buongiorno. Se non è un giro gravel questo, fatto, strada bianca, guadi, spiaggia, asfalto, perfetto, neanche se l'avessi studiato.
Sono arrivato a Grado ed è arrivato il momento anche della merenda. Ho fatto una delle mie e mi mangerò un pezzo di pizza caldo, perché stando qua sotto il giubbotto sulla pancia si sarà anche scaldato. Quindi al posto della barrettina mi mangio un bel pezzo di pizza. Mangiato abbiamo mangiato, volato abbiamo volato, adesso si rientra direzione casa. Comunque veramente giornata stupenda. Sta per venire giù il finimondo lì, ma soprattutto direzione Sistiana, speriamo bene. Prendo il ponte e rientro sulla ciclabile direzione Fiumicello. Che figata! Qua mi butto dentro sulla ciclabile e poi a un certo punto svolterò a destra direzione Fiumicello. Io qui giro a destra e siamo entrati nella ridente Fiumicello. Io da qui passo per il centro del paese, poi rientro sulla strada normale. Mini sosta per il cambio della batteria della GoPro e vi anticipo già il mio responso alla domanda se la Turbo Creo possa essere una valida bici da strada anche per andare in piano a più di 25 km/h. Secondo me sì. Questa configurazione qua è una configurazione abbastanza di alto livello, però devo dire che la bici va veramente bene. Ovvio, si sente un po' il peso, soprattutto dopo 50 km a 27 di media come ho fatto oggi, però comunque adesso sono qua a 145 battiti, 28 km/h, assolutamente tranquillo. Tanta roba questa bici. Per fare in modo che sia un vero giro gravel, questa è l'ultima scommessa del giro. Spero che non ci siano troppe pozzanghere, ma soprattutto laghi da guardare. Ultima sezione sullo sterrato e poi si torna sull'asfalto. Ponte sull'Isonzo, Pieris, San Canzian e casa. Dai che forse sono salvo.
La prossima volta provo a seguire l'argine, non mi ricordo dove si esce. Ciao. Diciamo che sarei potuto rientrare anche passando per le strade bianche in mezzo ai campi, però adesso comincia a far freddo, è andato via il sole e sinceramente bramo il caldo di casa, quindi per questa volta il giro gravel finisce così, su strada.